Presidente, non sempre i miracoli si concretizzano, altrimenti questo sport sarebbe scontato, però insomma vogliamo prenderci la bella reazione e portarcela a casa? Sì, ecco, prendiamo il lato positivo che c'è stata la reazione della squadra, molto probabilmente un po' tardiva, però penso non tanto per volontà nostra ma anche per merito degli avversari che sono un'ottima squadra, ci hanno messo in difficoltà come l'anno scorso fisicamente e tecnicamente, perché molto probabilmente il loro allenatore ci conosce molto bene. Abbiamo secondo me perso un po' troppo tempo nel cercare la reazione, abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiarla perché se Pires invece che tirare la passa a Mazzon sul secondo palo poteva far gol e avevamo pareggiato la partita, ma questo non toglie sicuramente i meriti agli avversari che hanno, diciamo, i punti oltre che aver vinto la partita, ma se dovevano al limite subire il pareggio secondo me i punti meritavano loro. In effetti la riflessione che facevamo all'intervallo era quella che squadre strutturate in questo modo, che iniziano a andare sotto da subito, poi è difficile recuperarla, e anche quando ti regalano quelle rarissime occasioni bisogna sfruttarle. Sì, noi abbiamo avuto un paio di occasioni al primo tempo che non abbiamo sfruttato, addirittura una porta vuota, e d'altronde a questi livelli, come abbiamo visto anche nelle partite precedenti, gli errori se li fai li paghi, ma se quando te li regalano non cogli l'occasione rischi di restare al palo, insomma. Alla fine ci abbiamo sperato un attimo? Ma sinceramente sì, perché poi alla fine abbiamo avuto le occasioni, non siamo riusciti a concretizzarle, avevamo anche portato sul binario giusto, mancavano 3-4 minuti, insomma sì, ci credevo, però la reazione è stata tardiva, insomma abbiamo giocato, o meglio, abbiamo subito molto la loro fisicità, ma anche la loro tecnica, perché effettivamente non perdevano palla, effettivamente era difficile a trovare il pertugio per andare a tirare, insomma non è che sia solo per demerito nostro, anzi è molto per merito loro. Non ci sono partite scontate a questa categoria. È un campionato di alto livello, possiamo assolutamente dirlo, sì. Ci sono almeno 4-5 squadre lì in alto. Sì, ma diciamo togli molto probabilmente il Pistoia, che per scelta societaria hanno fatto una politica che condivido tra l'altro, e le altre sono tutte là, insomma si può vincere, si può perdere con chiunque.